Altro punto di riferimento quando si parla di coffee show latte art, adesso siamo all'edizione 2016 ma potremmo dire benissimo 2015, ma potremmo dire benissimo 2014, Detersi c'è e c'è con una funzione tra l'altro sempre maggiore, non soltanto per sponsorizzare come è normale che sia i propri prodotti, ma anche per supportare dal punto di vista logistico lo stesso svolgimento della manifestazione. Da quest'anno commercializziamo tutti quei prodotti che fanno parte del mondo del latte art, quindi non solo più i detergenti della Pulicaf, ma tutta l'attrezzatura quale può essere la lattiera, il termometro, i prodotti per addolcire l'acqua, quindi abbiamo questo compito non solo di prodotti per la pulizia ma anche come prodotti da supporto per i barristi, che li troverete nel nostro punto vendita di Viale Scala Greca. E che appuntamenti come quello che ogni anno si ripropone nel mese di ottobre a Siracusa servono a rendere maggiormente noti a chi sono gli operatori del settore che, diciamolo francamente, fino a qualche anno fa determinate concezioni di gestione, di pulizia della macchina, di metodologia di lavoro non le conoscevano abbastanza, adesso invece diventano pian piano sempre più attenti, per fortuna di noi consumatori. Allora sì, non li conoscevo, infatti non nascondo le nostre difficoltà iniziali quando abbiamo iniziato questo percorso, grazie al professore Buongiovanni che ci ha spinto. Oggi stiamo iniziando a cogliere i nostri frutti, ma ripeto, non solo dalla parte dell'igiene e della sanificazione delle macchine, ma anche proprio nella vendita delle attrezzature. Pure perché su Siracusa non c'era nessuno e forse non ci ha creduto mai nessuno, e noi grazie alla nostra intraprendenza Cavalbeda stiamo continuando a crederci, cercando di dare qualche cosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Quella piccola follia di Buongiovanni che a quanto pare è contagiosa e che però porta a dei risultati concreti. Ripeto, con molta difficoltà, perché molte volte ci dicono ma siamo andati a Catania, ma siamo andati su internet, stiamo andando avanti, ci stanno iniziando a seguire.